due trazzelle nere. Com'era bella vita mia in su una creatura. Ma dormiva che bambolella e mi scendeva da voce mamma mia. Poi sono cresciuta, mi sono innamorata e tutto cosa oggi è sbagliata. A storia mia pare una sceneggiata, io caro mio, una storia diventata, ma è colpa mia, si tenga solo a me, e non so mai che voglio avere. Maledizione, la prima volta che ci ha fatto amore, che delusione, a danna ci campa per illusione. Maledizione, nulla ci ha mai trovato per amore, non mi appartiene, chi rindolietta ci ha voluto bene, per l'amore che ci ha messo in canzone, che resta vita e nulla ci ha mai capito, e ogni sera mi guardi in lo specchio, mi trovo solia. La vita mia è un'anima spandata, quanto così, quanto me ne sbagliato, o compagnia, ma tengo solo a me, e non so mai che voglio avere. Maledizione, la prima volta che ci ha fatto amore, che delusione, a danna ci campa per illusione. Maledizione, nulla ci ha mai trovato per amore, non mi appartiene, chi rindolietta ci ha voluto bene, per l'amore che ci ha messo in canzone, che resta vita e nulla ci ha mai capito, e ogni sera mi guardi in lo specchio, mi trovo solia. Coppa sta fotografia, tengo due trazzelle nere. Com'era bella la vita mia, rindi su una creatura. Ma dormiva che bambolella e mi scendeva da voce mamma mia. Poi sono cresciuta, mi sono innamorata e tutto cosa oggi è sbagliata. Ciao, grazie a tutti, buonasera. Io sono felicissima di trovarmi qui a Ciao TV con questa trasmissione molto bella, la notte degli Oscar, per cui ringrazio i titolari, signor Vittorio, la signora Anna e il nostro Lian Massimo e tutto lo staff di Ciao TV. Grazie per questa grande organizzazione di questa trasmissione molto elegante. Io vi ringrazio, per cui ringrazio il mio pubblico che sta lì davanti al televisore per aspettare insomma questa grande serata, in attesa di questa grande serata. Un grazie ai nostri cameraman e per tutte le persone che stanno lì in regia. E ritornando al pubblico, al mio pubblico, stanno lì in attesa, anche perché su Facebook c'è stato un grande annuncio, lo spottino di questa trasmissione
dove non veniva citato il nome dell'artista di stasera. Beh, io vi anticipo che è un artista nazionale, sì, perché è uno che fa cinema, teatro importante, per cui non voglio svelare gli altarini, ma a breve arriverà questo grande ospite dove si racconterà al nostro pubblico. Racconterà delle cose che magari noi, anch'io, non sappiamo. Allora andiamo avanti con la prima canzone. Sì, benissimo, con Gli Amanti. Vai, grazie. Se la gente mi condanna, non mi importa. Io sono quella che va sempre torta. Io sono quella che sconcia la famiglia. Ma che non sa, non può mai capire. St'amor nostro porterà all'inferno, mo paradiso me la ratenterra. Ci nascondiamo rinta la paura, E sta paura fa più innamorare. Gli amanti sai che so quella casa nato sogno, che t'accarezzano se ne hai bisogno, e danno vita senza mai cercare. Gli amanti sai che son che va vita sempre fidanzati, non vanno portati per un coppo di vita, pochi minuti sono eternità. Voglio sapere se tu hai capito quanto sia importante, vuoi me non ne capire veramente. Voglio sapere stamando stai tu assaggia già che c'è sta la mujer. Io non distruggo bene una famiglia, e prima me ci stanno sempre i figli. Gli amanti sai son che va vita sempre fidanzati, non vanno portati da un coppo di vita, Pochi minuti sono eternità. voglio sapere se tu hai capito quanto sia importante, vuoi me non ne capite proprio niente. Voglio sapere stamando sai son chi, e mo cancellate a chi da mujer. Io non distruggo bene la famiglia, e prima me ci stanno sempre i figli. Grazie. Beh, si dice che la classe non è acqua, ma devo usare questo termine in modo diverso, ma è così.
l'arte non è acqua, perché questi nostri professionisti, i nostri cameraman, ho visto che vanno anche nei dettagli, per cui ci vuole un applauso spontaneo che parte proprio dai nostri studi. Grazie. Grazie. Io vorrei adesso salutare delle mie amiche che seguono le mie trasmissioni da tempo, per cui inizio da Adele Dischia, per la sua mamma Lucia, per sua sorella Enza, per suo padre Enzo. Ciao Adele, ti voglio un mondo di bene. Per il gruppo Oscar. Il gruppo Oscar è un gruppo che non finisce mai, tra fratelli, cognate, e vi do un saluto e vi auguro proprio una buona trasmissione. Poi parliamo di Lina che ha un centro di benessere, per cui gli mando un bacio a lei e tutto lo staff, e poi man mano saluterò gli altri. Ok, andiamo avanti con la prima canzone, che è Cercami scusa, prego. Quando si sbaglia a parlare, o cuore non sente ragione, e una femmina non ti perdona mai, perché si sente ferita, tradita, umiliata così. Non mi saputo capire, ma non ci ho provato nemmeno a me leggere l'inti pensieri una volta. E lasciate stimare in da corso va bene, che forza non si sente per me. Cerca ma scusa, si può che resta qua, dimmi che niente è più importante me. Illudami una poca, cerca ma scusa, stringiami a fare da te. E prima roba da passo, allora portami a casa stasera. Non ci stanno problemi, però pensaci buono, prima che tu perda a me. Cerca ma scusa, si può che resta qua, dimmi che niente è più importante me. Illudami una poca, cerca ma scusa, stringiami a fare da te. L'ultima volta, si già le decise, ma la cerca ma scusa, stringiami a fare da te. L'ultima volta, si già le decise, ma la cerca ma Grazie. È bello lavorare con voi, è bello perché noto anche le luci. Sì, sono quelle luci che usa la mia amica la D'Urso, quelle che nascondono le rughe.
Un bacione forte forte per la mia amica Paoletta. Ti abbraccio e spero che stai lì a guardare la trasmissione, ma sono certa di sì. Poi un bacione per zia Tetella e per zia Andrea e un bacione per Salvatore del supermercato. Un bacione, che sei una persona così carissima, sei simpatico e secondo me insomma hai un'affluenza di clienti proprio per la tua simpatia, perché sai gestire bene i clienti. Ma un abbraccio forte per la mia amica, la dirimpettaia Maria Rosaria, con il marito Franco e con il piccolino che oramai è un giovanotto. Franco, sì, l'amico Franco che, vabbè, anno nuovo, vita nuovo. Franco, t'avevo detto sempre per l'anno precedente, quello che è passato, che sei un po' tirchio. E invece poi l'anno nuovo ti dirò che ho cambiato proprio opinione. Sei proprio una bella persona. Allora, preparatevi lì in poltrona perché a breve insomma arriverà. Noi siamo in attesa di questo ospite, ma mi hanno detto che sta per arrivare, anche perché lui è uno che ha tanto da fare. Va a Roma, a Milano, gira ovunque perché ultimamente ha girato un film molto importante. Allora, non prenderemo dirette, ma solo messaggi. Eh sì, perché è giusto così, perché con la diretta si perde tempo, insomma, ai saluti, all'altro. Per cui in sovraimpressione c'è un numero per i nostri messaggi. Sì, potete chiamare, cioè formulare il numero, dare il messaggio e c'è la nostra amica Imma col telefonino. Non fate le dirette, non telefonate perché riceviamo solo messaggi. Grazie. Allora, la prossima canzone invece è bella. È stato un grande successo del grande Mario Merola, è mai cantato da una donna e l'ho cantata io, O treno sola. Prego. Una valigia, un biglietto e vai a cercare fortuna a un'altra città, mentre chiagna questo cuore, o treno corre in una proprietà. Corre in una proprietà, ma chi sto treno dove va? Mi pare già un secolo e sto lontana a Napoli. Ma chi sto treno perché non sei fermata a Napoli, non sei fermata là. Oh, chiamala così, treno sola, ma chi stia treno da malinconia? A tu s'aspetta qualche galleria per asciugare una lacrima in oscuro. Fermata là, o chiamano così, treno rosso, ma chi sa, che stiamo treno la malinconia, a dove aspetto qualche galleria.
per asciuttare una lacrima in lo scuro. Ma chi sto treno a dov'è? Vai sa dov'è? A Torino, i va a Milano. Sai, pure io ci ho lasciato a mamma mia. Buona fortuna paesano, pure a te. Buona fortuna paesano, buona fortuna. Grazie, grazie, grazie. Beh, mi hanno detto dalla regia che sta arrivando, è salito sul treno quest'ospite e a breve sarà qui in diretta con noi. E io vorrei dare un grosso salutone per l'amica Rosetta Bassolino, per l'amico Maurino e per tutta la famiglia, Nando e tutti. Sì, mi dicono che la prossima canzone è Non sono a bambola. Una canzone che è stata scelta per la serie di Gomorra. Grazie, sono stata onorata di questo. Sono onorata, grazie. Ma tu viesti una volta e me lasci sola sola. Tieni sempre scusa buona, tu sei brava a far soffrire. Non sono una bambola che si può rimanere mobile, se fai male non ti può rispondere, che bella forma non te ne l'anima. Non sono una bambola che può fare tutto e non sapere collere, ma non ti accorgi che io saccio chiagnere. Tu sei egoista, pensa solo a te. Mezzanotte già passata, tu però non sei tornata. O l'orgia si è fermata, no pallone che la là. Non sono una bambola che si può rimanere mobile, che se fai male non ti può rispondere, che bella forma non te ne l'anima. Non sono una bambola che può fare tutto e non sapere collere, ma non ti accorgi che io saccio chiagnere. Tu sei egoista, pensa solo a te.
che succede curare, stasera in coppa tu mi vedi, stai in cama vero con segno, non pamato con figlio, pare mai a te. Non voglio credere più a chi racconta bugie, vive con l'ansia ogni giorno e nasconde la paura a chi bene mi va. Ma tu, la cagna strada, vinta non può fare. Sto qua, dimmelo tu quale scelta già fa. Che se la vita sbagliata, ma quella strada è pignata, arraba l'occhio non vede come una cagnata. Mi sta cercando l'aiuto, perché ti sento perduta, e dentro scuro sta vita tu non ne io sono un buono guardiano, a te per questa storia, non me ne pare tutto giuro chi parla e studiare. Lo sai che mo sono sincero, e pregati tutte insieme, camera forza di campare e non mi fa sbagliare. E viene fatta abbracciare quando hai bisogno stoccare. Stasera non faccio tardi a privare una cena per me e per mamma. E va da sapere che cagnata di raccava. Songhi, cari di suono me lascia passare. Che se la vita sbagliata, ma quella strada è pignata, arraba l'occhio non vede come una cagnata. Mi sta cercando l'aiuto, perché ti sento perduta, e dentro scuro sta vita tu non ne io sono un buono guardiano, a te per questa storia, non me ne pare tutto giuro chi parla e studiare. Lo sai che mo sono sincero, e pregati tutte insieme, camera forza di campare e non mi fa sbagliare. E ritorniamo qui in diretta, per cui grazie. Ah, bellissima puntata, bella. E sarà ancora più bella mo che arriva il nostro grande ospite a livello nazionale. Vi anticipo questa cosa, è un ospite così importante che voi non lo immaginate nemmeno. Volevo salutare una mia carissima amica, una bella signorinella che io la chiamo principessa. È talmente bella che sembra proprio una principessa. Un bacione a te. È una signorinella che ho conosciuto tramite Facebook. Ti voglio un mondo di bene, anche se non ti conosco da vicino, ma ti voglio bene, come se ti volesse bene proprio la tua mamma. Lo stesso bene, ti abbraccio. Allora, noi ci prepariamo a ricevere il nostro ospite e guarderemo questo tappeto rosso, perché io ho sempre detto che per prendere l'Oscar dovremmo andare in America, a New York, ma può esserci anche a Napoli una grande trasmissione dove si può ricevere l'Oscar. Ecco perché questa trasmissione porta il titolo La notte degli Oscar.
e ogni personaggio che arriverà in questa trasmissione merita l'Oscar per una ragione o per un'altra. Lui la merita per tante tante ragioni. Io sto qui e lo presento. Signori, ecco a voi Davide Marotta. Grazie, grazie per aver accettato il mio invito, grazie. Tu lo sai quando ti voglio bene, no? Ma io so pure tutte le cose che stai facendo importanti e non è che stai sempre a Napoli. Ecco perché ti dico grazie più di una volta per esserti fermato questa giornata qui a Napoli per essere mio ospite. È un E ti piacere. ringraziamo io e il maestro Costa. Un piacere venire da te, dal maestro Ciao TV, questa emittente simpatica come il loco. Bello è il logo, simpaticissimo. Molto. Senti, sarà una grande serata perché tu sei un personaggio ricco di un grande curriculum hai, per cui sarai ricco di notizie che dovrai darci. Io mi sono Va presa bene. alcuni appunti, ma solo appunti, perché poi lì scorreranno delle immagini e tu ti racconterai al nostro pubblico. Va bene. Allora, la prima cosa che faccio è quella di dirti: dammi un bacione alla tua mamma, al tuo papà, a Maria, a Corrado Loro ricambiano. e già. i tuoi nipoti. La mia mamma, mia cognata ricambia, anche con la mia cugina Assunta. Assunta. Ciao Assunta, un bacione Grande da parte fan. mia. Grande È una tua fan. grande fan. Davidu, allora, Eh. mi fanno cenno dalla regia che tra un po' andranno. Andiamo con la prima foto, vediamo un po'. Che ti ricorda questa foto? Questa foto mi ricorda il successo. Sì. Avevo fatto tante altre cose prima. Sì, lo diciamo dopo, siamo andati Sì, avanti con però questa quella è la foto. foto. Quella foto mi ha cambiato la vita. Cioè, Sei scusa, stato testimonial della Kodak. della Kodak per 10 anni. Scusate che ho la voce un pochino. Allora ti dico io, Raffredda. vediamo se dico giusto. Dall'87 al 97, vediamo lo spot, Sì. te lo ricordi? E lì è in Arizona, nel 92. Sì. È un'esperienza fantastica. La prima volta che andavo in America, lì è il Grand Canyon. Sì. E niente, c'è dei ricordi bellissimi, l'ho detto. È il mio cambiamento. Dove, Davidu, è ricordi dove ho avuto bene, ma pure successo. tanto a sold. Chi ne pure ci vanno. I Quelli soldi. sì. Allora aspetta. Da lì in poi ho guadagnato tanto. Ma Poi pure- tasse sanno via tutte cose. da là in poi, ma pure allora. Sì, sì, Benissimo. Sì, sì, sì. Benissimo. Vediamo la prossima invece. La prossima. Dario Questo- Argente, ti dice Dario qualcosa? Argento, sì. Questo è Demoni 2. Quella signorina lì, lo sai chi è? Nancy Brill. Sì. E questo è Demoni 2 del 85. 85. Quante ore di trucco ci fu là per... 5 ore. Mamma mia. E che ricordo hai? È un ricordo bellissimo perché era il secondo film che io giravo con Dario Argento. Quello è un film prodotto da Dario Argento ma di Lamberto Bava, Sì. un altro regista, grande regista dei film thriller gialli. Anche Vediamo. se quello era un po' horror, diciamo. Horror. Sì, Però ti sei divertito nell'horror. sempre. Lì un po' meno perché il trucco era esagerato e faticoso.
Però Io so che sei una persona che lavori tanto, ma che ti diverti pure, però. Perché il giorno che non ti diverti più sarebbe la fine. Il giorno che non ci divertiamo pure. Questa che cos'è invece? Allora, quella signorina lì è un'altra attrice famosa. Sì. Il papà è uno così. La figlia di Adriano Celentano, giusto per Sì, dire. Sì. così per dire, Rosalinda Celentano, figlia del Benissimo. mitico Adriano Celentano. Sì. E quella è una scena del film The Passion di Mel Gibson. Che Allora, loro in che ebbe regia- successo in tutto il mondo. Loro in regia ci manderanno loro. Sì. E Ok. da lì noi possiamo Commentiamo, scaturire, va commentiamo, benissimo. Allora mi dicevi della foto precedente, quella Sì. signorina era la figlia di Rosalinda Celentano. Insomma, una cosa da niente proprio, Sì, sì, capito? sì, la Zita figlia di un Celentano. altro mito. E Di il un altro film mito. era? The Passion di Mel Gibson, La passione di Cristo. Oh madonna. E lì pure un trucco. Lì c'è tanto da dire su Mel Gibson. Dillo. Lui innanzitutto era una persona carinissima, tu lo sai. I grandi, tu hai lavorato anche tu con i grandi, sono sempre umili. Mm. Sono quelli che non sono grandi, che sono presuntuosi. Sì, E noi ne conosciamo anche di quelli. è vero. Presuntuosi. Invece gente come Mel Gibson, gente come Dario Argento, famosi, ricchi, carriera da Oscar come Mel Gibson, sono persone semplici. Ti perché mettono a sono tuo agio. grandi. Ma tu facci Non caso. hanno niente da dimostrare. Ma chi quindi non è hanno- nessuno è arrogante. certo. Diceva- E l'arroganza fa parte dell'ignoranza, quindi mia mamma diceva, ma pure. bravo. Ci sta. Vediamo la prossima foto. Prossima. Ah, quindi tu hai fatto proprio un... Sì, abbiamo fatto una... questa è recente. Vediamo un po', questa macchina. Questa macchina, questa è una mia macchina, un mio sogno comprata nel 91. Pensi che questa macchina ce l'avevamo in 2 persone, io e la figlia di Diego Armando Maradona. Poco cosa Ferrarini da poche, Testarossa, sì. Sì, sì. E quando l'ho fatta vedere al personaggio, che dopo sicuramente vedremo, Sì. lui ha detto vabbè, no, la voglio vedere, sai, gliel'ho fatto vedere sull'iPhone. Dice no, io la metto nel film. E l'ha messo nel film. Bene. È la scena finale del film. Con questa macchina. Sì, del film di Sta Natale. Ferrarini, insomma. Che tra poco ne parliamo. Sta Ferrarini è tua. Se Ferrari sì, perché io per esempio, parlamici chiaro, a Ferrara Rosso non è cosa. No. Quindi essendo io piccolino ci voleva una Ferrarella. Una piccerella. Ah, dice. Ferrari Rosso non trova manco posto. Bravo, i cani troppo grandi, invece quella è il mio Ferrarino che tengo nel garage. Al momento opportuno, quando mi va di passare una giornata per Napoli, per le vie di Napoli, un po' come una macchina d'epoca, diciamo. Sì. È una macchina così. Prima di andare alle prossime foto, Sì. anche perché noi dobbiamo prenderci tutto il tempo perché tu sei un ospite Grazie. di gran gentilissimo. Ma noi spessore. siamo amici, non ti preoccupare. Noi siamo amici, siamo però. amici, quella è la cosa più vita mia, però importante. sei un ospite di grande spessore. Questo ti ringrazio. Ed è giusto dirlo. Ecco, Grazie. vedi, là non c'è l'ignoranza, là c'è la consapevolezza. Sono consapevole di chi sei, insomma. Al di là che sei un mio amico. Quella è la prima cosa. Allora, ci sono tanti nomi che ti sono avvicinati, che tu conosci bene. Io li nomino così, poi man mano andranno le foto. Sì. Come abbiamo detto Dario Argento, sei stato testimonial di Sì, da Kodak. leggenda ho fatto anche Fenomena. Ah, Fenomeno e qualche Primo altra film. cosa. Fenomena, Fenomeno. sì. Poi? Poi ho fatto Demoni 2. Bene. Poi c'è... Io vado avanti con i nomi e poi Sì. andremo con le immagini. Va bene. Poi hai avuto a che fare pure con Fellini. Certo. Gigi e Freddo con Marcello Mastroianni. Ecco che sempre l'Oscar c'entra sempre. C'entra. E c'entra. Un altro premio Oscar come Fellini, Mastroianni. Io sono certa che tu andrai prima o poi a ricevere quell'Oscar. No, Sì, questo sì. è un grande sogno. Per il momento ho fatto Allora, per il momento io ti do altri questo, sogni, questo ma è un no. anticipo di quell'Oscar. No. Sai, dovrei studiare l'inglese prima di tutto. Ti ci fastidio?
Troppo impegnato. Vabbè. L'Oscar è è il sogno, ma ci sono anche dei sogni che devono essere sogni. E poi ci sono sogni come anche quello là che è successo adesso, di fare un film di Natale, un film da protagonista. Sì. Questo è un sogno. Tu ce l'hai un sogno in particolare nel cassetto? Un paio di sogni si sono avverati. Questo è irraggiungibile perché vedi ci sono tantissimi attori bravissimi che non l'hanno vinto, attori italiani che non, pochi Sì. non hanno vinto. Citiamo Fellini, ecco la musica, Sì, ecco Sofia Loren, Sofia Loren. Benigni, Michele Lascar. Andiamo con le È un immagini. sogno irraggiungibile. Non si può mai dire mai nella vita. Tu sei un uomo pieno di sorprese. Ma per noi Pasqua tu. Appena ti lascio per un attimo, tu stai facendo qualcosa di importante. Ecco quello che abbiamo visto. Carlo Buccirosso. Carlo Buccirosso. E io sono 8 anni che lavoro con Carlo nella sua compagnia e devo dire che Carlo mi ha insegnato tantissimo a teatro. Si dice mi ha fatto crescere artisticamente, anche se detto da me sembra una parola un po' comica, crescere. Lui mi ha insegnato tantissimo a teatro dove io ti ho invitata e poi Carlo mi ha dato sempre dei ruoli da protagonisti. L'ultima commedia ero protagonista insieme a Carlo con Rosalia Porcaro. Gli mando un bacio a Rosalia Porcaro. Mi associo. Grazie. E niente, 8 anni bellissimi. Adesso faremo a febbraio, riprenderemo lo spettacolo Una famiglia quasi perfetta con Carlo Buccirosso, Rosalia Porcari, con me, Gino Monteleone, tantissimi altri artisti bravi. E quindi lui mi ha insegnato tantissimo, quindi voglio dire, lavorare con gente del calibro di Carlo Buccirosso, voglio dire, essere tra i protagonisti delle sue commedie per me è un motivo di grande soddisfazione. Anche perché mi hanno detto che caratterialmente non è che sia proprio facile, insomma. Lui è un No, carattere, anche perché è un grande professionista, è un molto grande, serioso è un sul lavoro. È un grande del teatro, è un grande al cinema, anzi lui ha vinto un grandissimo premio. Poi sa il carattere, la professione, lui è molto pignolo, quindi è molto... Infatti. Però alla fine poi i risultati si È giusto vedono così. perché ha imparato tantissimo. Davidu, prima di andare ancora con le immagini, Sì, io vorrei farti una domanda. sì. Quali sono le tue paure? Ma secondo me le mie paure, beh, le paure sono quelle là sempre degli amici, della famiglia, no? Queste sono le paure più grosse. Sì. Le paure che abbiamo un po' Tutti. tutti, voglio dire, quelle sono le maggiori paure. Poi il resto non ho paura, né del lavoro né delle altre cose. Però quelle se vabbè, ma più che paure sono certezze, voglio dire quelle là. Come sei saggio quando ti voglio bene. Sono certezze. Ti voglio Sono bene proprio per certezze. questo. Il fatto che vengono a mancare delle persone, quelle purtroppo sono certezze. Che mi fa? Adesso vorrei chiederti qual è stato il giorno più bello della tua vita? Se c'è stato uno o più di uno. Ce n'è stato più di uno. Anche brutti, ma di belli parecchio. Dimmene Professionalmente qualcuno. parecchi. E posso dire professionalmente questo qua, del regista che poi ne parliamo, Sì, l'incontro con Mel Gibson, che tu hai una foto a casa che c'è un bellissima. poser che lui, poi dopo ti racconto un aneddoto Certo. di Mel Gibson. Lo puoi anche raccontare adesso? Dopo se lo vuoi. racconto, Ok. no, lo voglio riprendere per Sì. chiudere la coda con Dalatri, un regista favoloso. Queste sono le cose più importanti che ho fatto. Un altro, il mio sogno era di realizzare una casa, una villa e vivere con tutta la mia famiglia. E l'hai fatto. Con mio fratello, mia mamma e mio padre, i miei bei nipoti e l'ho fatta anche. E l'hai fatto. Ho fatto un po' di cose. Ti senti appagato
o manca qualcosa? Pagato, vabbè, professionalmente, umanamente In sì, generale. abbastanza. Umanamente sì, come vita ho tanti amici che mi vogliono bene, i miei familiari. Quando dico i miei familiari non mi riferisco solo al papà, alla mamma, alla cognata, ma ecco, alle cugine, Sì. Assunta, Infatti la tua è una famiglia Carmela, allargata. Antonio, ai miei amici di sempre, Francesco, Paolo, Enzo, Roberto, e sono tantissimi. Quello sì, però professionalmente uno non deve essere mai appagato, È vero, e altrimenti... è vero. Senti, hai un rospo sullo stomaco, senza fare nome, che vorresti Sì, dire, guarda, non che riguarda avresti voluto dire Sì, ma non hai non- mai detto. Non riguarda nemmeno me, non No. riguarda me, voglio dire, perché non faccio cinema, teatro, Sì. televisione, quello che capita, perché oggi possiamo fare cinema, domani teatro. Sì, ma è la prima volta, io lo voglio dire ai miei c'è una cosa telespettatori. che mi dà Scusami, è la fastidio. prima volta che tu La vieni Cialisci. ospite in E un'emittente perché libera. io ti tratto veramente come una sorella. Lo so, Voglio anche tantissimo perché bene abbiamo a un te, mese di anche differenza. a Gino Da Vinci, mando un bacio. Gino Alberto Selli, ne cito tre, questi qua più Sì. stretti. Poi va bene a tantissime altre persone dello spettacolo, anche al fratello Salvatore. Il fatto che a me non mi garba, visto che ho avuto a che fare 3-4 mesi con i toscani, è che un artista che ha una carriera di 40 anni, riferisco ai cantanti, Cinzia Oscar, mi viene un altro nome, Gino Da Vinci, o un Alberto Sello o un Antonio Bonomo, pezzi della canzone napoletana, artisti che hanno fatto 40 anni di carriera. Gente che ha fatto storia. E certo, niente, che al momento di andare su una serata, una festa, solo perché l'artista del momento, il ragazzo del momento, e non faccio nomi, perché non c'è un nome o uno o un altro, deve passare davanti a uno che c'ha una carriera di 40 anni, solo perché a quel momento l'artista, quello grande, che ha 60 anni o 65 anni, deve passare l'artista giovane, perché a quel momento le ragazzine si strappano i capelli e magari anche umiliando un attore, un artista, per dire questi nomi che ho detto, ad aspetto guaglione. No, quello a me non mi sta bene. Poi vediamo poi questi giovanotti, dopo 30 anni, visto che la carriera di un artista, sia del cinema, teatro e della canzone napoletana, dopo 2 anni è una meteora campana. Però poi ci sono degli artisti, faccio Bonomo per dire è più grande di voi, una persona, ma Bonomo non lo so, può darsi pure che Bonomo non aspetta, che deve aspettare a questi ragazzini. Diciamo il nome di dopo 2 Bonomo anni, come brava, una per metafora. dire Cinzia, Sì. per dire, capito? Sì. E deve aspettare un ragazzino di questo, non va bene. E so anche gli organizzatori che sbagliano a questo, Sì. perché dovrebbero dare precedenza alle persone più grandi. Allora, prima mi avvertite quando sarà il Mo ci avrò momento tutti dei i ragazzi messaggi? con, ma che sta dicendo? L'ho voluto dire. Io ti do la risposta. Eh. Secondo me è mancanza di educazione Rispetto, artistica, perché loro, questi ragazzi, diciamo che una grande scuola artistica non ce l'hanno alle spalle. Eh no, come infatti durano 2 anni, 1 anno e mezzo la canzone, che il momento, perché quando vanno nei concerti e si fa una festa di piazza e vedono 20.000 persone che applaudono, pure lui, perché ci stanno 20 cantanti, 20 artisti famosissimi, poi va pure lui, esce e comunica che le 20.000 persone l'ha portatissimo, non l'ha portati lui. Salvano la pace coccoruni. Salvano sempre la pace, chi è bravo, chi è Salvano. bravo è bravo, Bravo. quello è scontato. Ok, adesso lanciamo i messaggi. Vediamo bene. i nostri amici dall'altra parte che cosa ci dicono. Vai Imma. Come ad ogni appuntamento, anche stasera il mio cuore batte forte solo a vederti ed è incredibile come in questo tempo il resto dei miei pensieri spariscono. Grazie Divina. Ogni tua parola è un raggio di sole che entra diretto al cuore.
Vorrei poterti dire con le parole giuste quanto sono felice della nostra amicizia. Sai che la mia stima è immensa e il mio affetto non finirà mai. Complimenti per la trasmissione, bellissima scenografia, ma soprattutto tu, Divina, sei spettacolare. La mia leonessa Antonella del gruppo Oscar. Grazie. Grazie amiche mie, un gruppo Oscar, insomma sono fratelli, cognati. Bello. Andiamo avanti, sì, vai Imma. Saluti da Marianne e Ciro da Caserta. Ti voglio bene, Cinzia, sei una grande artista e donna. Ti ammiro molto. Tantissimi auguri per la trasmissione, sei bellissima. Saluti a Davide. Un abbraccio alla mia amica Ciuciù Orefice. Ti voglio bene, da Mary. Ci fai sentire, mi manca tu mamma. Grazie Cinzia, ti voglio bene. Ok, se possiamo accorciare un po' tutti i messaggi, altrimenti non possiamo dare spazio ad altre persone. Allora andiamo avanti con i messaggi velocemente. Stasera tu insieme a Davide Marotta veramente ci hai regalato una notte da Oscar. Complimenti, Susi da Napoli. Grazie Susi, grazie da parte mia e da parte Grazie. di Davide. Vai velocemente. Grazie dei saluti Cinzia e Davide. In un bocca al lupo per tutti, saluti da Assunta. Grazie a te Assunta. Ciao Cinzia, nella notte degli Oscar non può mancare una canzone da Oscar. Sientem, me la dedicheresti? Grazie, saluti a Davide. Grazie. Se non è possibile stasera la canterò la prossima puntata. Andiamo avanti ancora con i messaggi. Ciao Cinzia, sei bellissima, complimenti per la trasmissione. Le tue canzoni mi emozionano sempre. Un bacio a Davide, Maria da Napoli. Grazie Maria, un bacione a te, anche perché Maria mi ricorda il nome di tua cognata. Poi, proprio in ogni meneste, Maria, e come le piace. Ciao Maria. Andiamo avanti? Complimenti Cinzia, complimenti Sì. Davide, bellissima trasmissione, Anna da Caserta. Grazie, ci fermiamo qui con i messaggi, perché adesso andiamo avanti con le immagini, scusa? Ok, andiamo avanti, mi dite voi poi quante immagini restano ancora? Fatemi sapere quante immagini, fatemelo sapere. Ok, Ah, che ti ricorda chi c'è qua? il mio idolo. Chi è? Quella è una foto del 1990, l'Italia che era arrivata, Italia 90. Sì. E quella è la foto col mio idolo Roberto Baggio. Oh, Madonna. L'incontro con Roberto Baggio. So che questa tu non ti chiederai come te la tieni sta foto. Avrei ancora Davide. No, con Roberto Baggio per me. Per avere queste foto c'è stato un gancio. Tu non sai Ah, niente? No. No, c'è stato un gancio. Il fotografo me lo ricordo. Ma chi me l'ha dato non lo sai. Secondo te chi può essere che mi ha dato queste tue foto? Allora, il fotografo è un fotografo di Salerno. Non me l'ha dato il fotografo. Tano Pecoraro. Ma ce l'avevi a casa tua queste foto? Sì. Chi me l'ha potuto? Con una casa. Mia cognata. E quando te l'ha date? Siamo andati di nascosto? Sì. Sì. Ah, ecco. Tutto a tua insaputa. Non niente, nessuno, ti giuro. E hai detto pure una reliquia, non vi permettetemi perdere. No, ti No, giuro ma il veramente gancio non- era Maria, ma anche Corrado. certo, perché Corrado ha fatto mio la fratello c'ha ricerca. tutte le foto. Sì. E Roberto Baggio è un mio grande amore. La foto che verrà adesso è un'altra sorpresa. Vediamo un po'. Immagino, no? Ah! È la mia festa dei miei 50 anni. Dei 50 anni. I E al miei tuo due fianco nipoti. i tuoi nipoti. Gianni e Luca. Che cosa sono i tuoi nipoti per te? Vabbè. È tutto. Tutto, Sono eh? tutto. Quello è il piccolino Luca. Pensa che adesso è tifosissimo del Napoli. Ah sì? Prima era, mamma mia, Ma fino a 2 anni fa era juventino. era imperdonabile. Ma invece è napoletano e matto per il Napoli. Amici ce l'avevi? Per Higuain, per Mertens, per tutti. Sì. Sì, è andato anche allo stadio un paio di giorni fa. Malato per il Napoli adesso, meno male, dai. I Juventini in da casa, mamma mia. E come hai fatto quando eri Juventino? Come hai fatto a livello di sopportazione? Il tuo livello di sopportazione? Bisticciavamo, mio fratello è un tifosissimo del Napoli. E quindi litigavamo. Corrado.
Tenei. Senti, prima dell'altra foto io voglio farti Immagino ancora... mo che c'è, mo, figurati. Visto che c'è mio fratello di mezzo, Eh. quindi di tutto può uscire. Andiamo con l'altra foto. Questo è un film che sta in tutte le sale, che sta ricevendo un grande Un buon successo. successo, sì. Di Traccioni. Leonardo Pieraccioni Quando è... Ameritari- Lo voglio bene, detto in una napoletano. bella persona, eh? Pieraccioni ti voglio bene, Il lo film sai. è Il professor Cenerentola. Il professor Lui è Cenerentola. Leonardo Pieraccioni. Sulla sinistra c'è la bellissima Laura Chiatti. Sì, Laura Chiatti, lo sai, fece un film da ragazzina, aveva 16 anni, Ecco. con Luciano Caldore. oh madonna. Sì, pazzo d'amore. Sai perché sei bella? Era lei. Perché tu in questa tua intervista mi stai nominando tutti i miei colleghi. Sì. Significa che sei rimasto... Ecco perché sei grande, perché hai quella grande umiltà. Quella è una scena carinissima. Adesso arriverà un trailer. Un'altra... Eccolo qua. Raccontami questa scena. Questa è una delle scene più belle del film, insieme a un'altra con Laura e Leonardo. Alle 11:30 massimo siamo da Dragano. E questo è praticamente il Perché terzo giorno di Io non vuole, registrazione. la mia grande occasione. Te mi sottovaluti. È io bellissima dentro questa sempre scena, ci siamo divertiti tantissimo. Ascoltiamola. E invece sì, tu Umberto mi tratti sempre male. Tu mi devi dare questa occasione, me la devi. Sì, basta! Con questa vocina sempre tra le palle. Poi quanto fiato, non te lo trovi tutto questo fiato? Te l'ho detto, ho dentro James Bond, è lui che grida per me. Se non mi porti racconto tutto al direttore. Hai capito? Gli dico tutto. Ti ricatto, sì, ti ricatto. Beneficio, Connery. Ascolta una cosa. Parliamoci da uomo a uomo, ok? Chi tu ricatti te? Te. Chi tu ricatti te? Te. Ma te... Buchera di merda. Dove va? Dove va? Come si parla prima cassaforte? Io ti ci metto in questa cassaforte! E ci sono gli applausi per tutto, per la bravo. Io ti devo chiedere... Pensa che quel calcio l'ho preso, Ah, vero? Leonardo, gli faccio la scena e Leonardo mi fa... Allora, c'è anche l'intervista del film, sai? Noi aspettiamo, anche perché Quel calcio l'ho preso. ci sono... Livia dov'era? Un marottino mi fa, ma è beccato. Grande Ah, l'hai Leonardo. dato tu a lui veramente? certo. Oh, madonna. Come mai poi era voluto questa cosa? No, la scena era voluta. Per essere spontanei, insomma. No, si vede che è molto spontaneo, voglio dire. Sì, abbiamo fatto poche volte quella scena. Senti, Poi c'è tutto un continuo di quella scena. Faccio una camminatina un po' alla Totò. Ah, sì? Più grande di Totò non c'è nessuno. Bravo. Quindi lui mi disse: Marottino, quando io ti inseguo, fai una camminata come vuoi tu, io la faccio alla Totò. Quando Totò e Peppino camminavano, no? Sì. E allora mi è venuta l'idea, vai, perché ecco il grande. Bravo. Ti dà spazio, ti dice dai, che dici? La diciamo in napoletano questa battuta? sì, Non è di quelli dittatori, no, lui è proprio una persona carinissima. Se gli dai un'idea, un'imbeccata, lui te la cioè dà ti per lascia buona. tirare fuori il tuo estro. Sì. Bello. No, Ti molto. metti a proprio agio. Sì, sei una stupenda. Mandiamo l'intervista adesso. Andiamo. Guardiamocela. Ma non so bravo nelle interviste. Boh? Allora, Davide Marrotta, parlaci un po' del tuo percorso cinematografico, come sei arrivata a fare questo film? Beh, io ho partecipato già a dei film, anche se piccole parti, non so, The Passion, ho conosciuto i grandi Fellini, Dario Argento, poi ho fatto il ritorno di Cagliostro qualche anno fa, adesso però è il film, diciamo, il film che io volevo, un film di Natale con un grande attore, un grande regista e finalmente, voglio dire, Leonardo mi ha dato questa possibilità scrivendo un ruolo per me, adatto a me, perché non è che è tanto facile scrivere, perché avendo una mia fisicità bisogna scrivere, come diciamo, come un sarto, quindi col lago proprio fatto così da me. Mi sono trovato benissimo con Leonardo
spero di poter lavorare di nuovo con lui. Sul set, voglio dire, Leonardo è fantastico, ci dà tanta serenità, quindi la serenità ci porta anche a fare bene. Spero di aver dimostrato un pochettino che ci ho messo il cuore in questo film e spero che veramente faccia tantissimo al botteghino, ma anche la critica fa piacere. Quindi il 7 dicembre il professor Cenerentola in tutta Italia, isole comprese. Allora, parlaci un po' del personaggio e la scena più divertente che avete girato. Allora, le scene divertenti sono due. Una è divertente, è quello dell'inseguimento quando mi chiude, a parte il calcio, quando mi chiude nell'armadietto. Però ce n'è un'altra, perché un attore non deve far solo ridere, ma deve emozionare anche con delle frasi. C'è un momento dove io dico a lui, anche se che c'è un conflitto tra me e lui, però alla fine poi c'è odio, amore, e quella è una scena che fa emozionare, dove gli dico, anche se mi tratti di merda, io lo so, tu mi vuoi bene a me, professore. Quella è emozionante, quindi il cinema è emozione. Ti ritrovi in questo personaggio che ti è stato cucito addosso, sì, però ti ritrovi in qualche caratteristica in particolare? Sì, è un po' un mio personaggio, un po' profondo, però anche divertente, un po' quello che sono io. Ovviamente legata anche al film, mi ci ritrovo comunque. Grazie. Ero un po' emozionato. Un po' emozionato, un casino lì al teatro. Hai portato a termine una bella intervista. Sì, lì era una delle tante, ma c'era Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Telemodel. Davido, come fai tecnicamente parlando? Cinematografo c'era pure. Tecnicamente parlando, come fai tu a imparare, a memorizzare? Che tattica usi per imparare i copioni? Quando devo studiare, anzitutto mi dà una mano mio nipote, mi metto lì e lui con una santa pazienza si metteva il copione, zio, ho fatto bene, non hai sbagliato questo, poi dopo, zio, però me lo fai un regalo, dico vabbè, però mi mettiti a disposizione e dopo gli faccio il regalo. No, è la prima cosa, prima tu che fai anche tu teatro, prima memorizzare quello che devi fare, le parti, tutte le scene, memorizzare. Poi una volta e poi si inizia a vedere dove commetti l'errore. Vedi i movimenti e vedi un po' quello che devi fare, come la devi fare. No, e poi inizi come ti devi insomma muovere, a controllare la memoria. A fare il personaggio, sì. Prima la memoria e poi curare il personaggio. Ti è difficile curare i personaggi? No, curare no, perché poi ci stanno i registi, ecco perché il regista è importante, perché il regista ti cura, ti plasma. No, volevo dire un'altra cosa, volevo dire è difficile metterti subito in quel personaggio, dare anima a quel personaggio. Difficile, sai, io non sono un artista, non sono un attore, come devo dire, tecnico. Sì. Sono un attore spontaneo, quindi prevale sempre la mia spontaneità sulla tecnica, che non è detto che poi con la tecnica vai avanti e bravo. Che ho detto prima, con la spontaneità, la spontaneità vince sempre. È vero. Come te, come noi. Sì, ma così. Ti senti un vero napoletano, tu? Sempre, sempre. Vediamo i prossimi messaggi. Ci sono tanti messaggi. Velocemente, Andiamo. Questa sera brillano 2 stelle, Cinzia e Davide. Saluti da Francesco e Maria Rosaria. Grazie Francesco e grazie Maria Rosaria. Ciao Maria Rosaria. Complimenti Cinzia, sei bellissima. Un bacio da Marilena del Monaco. Grazie. Ciao Cinzia, sono Carol, sono la tua principessa, come dici tu. Ti voglio troppo bene, tanti baci, saluti a Davide. Che bello. Questa Grazie, è la signorinella principessa. che ho conosciuto qualche settimana fa tramite Facebook. Non la conosco da vicino, ma talmente che è bella che io Una ho bimba, detto, una ragazzina? no, una signorinella proprio. una signorinella. Io ho detto ti chiamerò principessa.
Per cui un bacione a te, a tua mamma e a tutta la tua famiglia. Lo faccio pure io. Un bacione alla tua famiglia, principessa. Carol, principessa sa da Carol, chiamare principe. da questo momento in poi perché Principe. la faccia è quella, Davidù. La faccia è quella. Dove andiamo là? Un bacione, principe. Senti, lo sai che io quando mi sento Leonardo c'ha una bimba di 5 anni? Sì. Eppure gli mando i messaggi o faccio dei video e li mando a Natale Bello. per la piccola Martina. È bello, è bello. Sì. C'è qualcosa che ti viene dal cuore proprio. Sì, Io sì, mo sì. ti ripeto, non la conosco Però di persona. magari in quel non so, ormai a pelle. Brava, Vuoi hanno fatto. bene, una cosa È vero, è vero, è vero. che nasce subito. È vero. Puoi salutarmi una mia amica che si chiama Come? Paola. Paola. Paoletta. Ah. Paola, un bacione. Diamo un primo piano a dai. Davide. Un bacione, Paole. E c'è anche Maria Rosaria. Un bacione anche a Maria Rosaria. Ok, andiamo con gli Buon altri. anno, buon anno a tutti. Altri messaggi. Ciao Divina, finalmente ti rivedo, mi sei mancata. Un bacio per Davide, ti voglio bene, sei sempre la numero 1. Ciao da Anna, la sorella di Luciano. Ti abbraccio. Grazie, Poi grazie. sei sbagliato però. Ma non ne ho vero. Sei la numero 1. Davide, ma quali numeri? Ma quali numeri? Questa sei tu per esempio, vedi? Non te Ah, l'ho perché detto. mi hai portato la luce? Questa è Cinzia Oscar. Una luce sempre, vedi? Questa è la fiamma. E Cinzia Oscar è sempre viva, sia umanamente che anche nella carriera. Quindi questa è Cinzia Oscar. E questo va lontano. Io non so cosa risponderti. Niente, che rispondi, sei tu quella. Ammannanzi, ammannanzi. Andiamo avanti. No, ecco. Vai con i messaggi, Im. Ciao, sono Toni De Simone da Licola Mare. Sei una donna eccezionale, una grande artista e una grande divina. Ti voglio bene. Ciao Oscar. Un saluto da tutta Licola. Grazie. Andiamo col prossimo messaggio. Allora, per il momento ci fermiamo. Sì. Adesso io devo commentare un video. Tu hai mai cantato? Hai recitato? Ti appartiene il teatro, il cinema? Ma hai mai cantato? No. Hai mai inciso? Tranne una volta. Hai mai inciso una canzone? Tranne una volta. Sì, quale? Un'amica siccome mia quello mi però- disse devi cantare. Ho detto ma non so cantare. Fammi recitare, fammi fare, che ne so, ballare, E poi mi accompagna piace. due tricette. Poi venne questa amica mia a casa, dice no, tu devi, innanzitutto devi fare sto video. Dice vabbè, il video lo faccio, però a cantare non mi fa fare queste cose che ne saccio fare. Con un'altra persona molto cara, un grande professionista. Sì. Poi venendo questo professionista a casa, ho detto vabbè, allora chi si muore fa canto veramente. E di chi parliamo? Parliamo di un altro amico nostro, E chi è? un grande maestro. Ah, Chi le fa cantare pure ci non sapeva cantare, tipo a me. ma fosse Alberto Costa. Brava! Brava! Oh, e mi ha fatto cantare, Addirittura Hai detto che non ci ha fatto manco brutta figura. Addirittura Vabbè, sei- che si può non sacci. sei diventato rapper. No, non l'hai fatta brutta figura. Ah, Anzi, oh, anzi, e non è facile fare rapper. Non è facile, sai? E tu l'hai fatto. Diciamo allora, Sì, ci siamo divertiti. ci hanno divertito assai. Ci siamo divertiti, il pezzo era bello. Sì. Il video pure. Che manderemo adesso in onda, sai? E noi lo possiamo bello, commentare sì. da Dai. quest'altro lato. Lo guardi. Sì, noi terremo i microfoni aperti Sì. perché possiamo commentare Siamo il divertiti video che andrà. tantissimo. E poi devo domandarti altre cose. Napoli, il fatidico conto alla rovescia si avvicina. Ma ci sono tutti quanti qua! Non c'è sempre! Festa Italiana quest'anno ha deciso di festeggiare il 2008 insieme al piccolo grande uomo Davide Marotta, da sempre per tutti Ciri Piripì. Hai capito, Caterina? Nel 2008 vogliono tutti tanta felicità e tanto amore! Caterina! Mancano pochi minuti! E 2007! Aspetta, commentiamo
questo Sì. filmato. Allora- Allora, qui era? Allora, da Caterina Baliva 8 anni fa, Sì. dove facevo l'inviato. Mm. Facevo l'inviato per San Gregorio Armeno, è il periodo di Natale. Però loro, la Rai non lo sapeva, una settimana prima di Natale, anche 10 giorni prima, Sì. mi dissero di organizzare un finto Capodanno. Sì. Un finto Capodanno, dice, siete in grado di farli? E io dissi, i napolitani possono fare il capone là. Organizziamo grazie a un amico mio che c'era lì, Sì. zio Johnny. Tu potresti pure conoscere zio Johnny. È amico di tanti artisti napoletani. Disse te lo organizzo io. E quindi facciamo quel Capodanno finto 10 giorni prima di Natale. E io ero l'inviato, ogni puntata feci tipo 10 puntate. Caspita. Per Rai 1. Caspita. Cioè, tu hai un curriculum infinito. Ho fatto un po' di cose, diciamo. Sì, ma io so un'altra cosa, che a te è sempre piaciuto il ballo. Sì. E so che sai ballare. Da dove nasce? Da dove nasce Il questa ballo mi è sempre piaciuto dalla febbre di sabato sera a Michael Jackson, il mio idolo. che ha dato Michael Jackson? Vediamo un Michael po', vediamo Jackson, un il mio po'. idolo. Pure questo. Sì. Ci hai fatto lavorare per una settimana intera. Passi Michael Jackson, vai, Commenta. lì No, ho devi speso commentare perché noi stiamo da più di una Cosa? settimana. Allora, quel video lì è a Ischia, Sì, in un hotel di Ischia, sì. dove questa attrice, figlia di una grande attrice, l'avevo portato io a Ischia, perché da bambina la mamma la portava a Ischia, a Capri. E ho detto, vabbè, non ti preoccupare. Ho organizzato insieme con un altro amico mio fotografo, siamo andati a Ischia. Sto parlando di Naike Rivelli, Muto. figlia di Ornella Muti, e siamo andati lì. Però lì era una serata con il proprietario dell'hotel, vedi Naike, ma vedi, lì a Via Veneto. Figlia di Ornella Muti. Sì. Io so che c'è una grande amicizia tra Sì, di con voi. lei che è grande amica mia. Sai, è stata a casa mia. Tu un a sacco casa di- tua hai una grande piscina. No, la piscina è più piccola. ed è una Ah, grande- per me è grande, sei piccolino. Ma pure per me, Per Davide, me- tu, pure per me. Per me va bene. Per me è grande. Attenzione, anche per me è grande. Senti, quest'estate io vidi su un giornale, rammentami il giornale qual era, che c'era questa foto con la figlia della Muti, Sì. proprio sulla tua piscina. E sai che gente oggi, questi settimanali Sì. VIP, questi Sì. giornali così. Sì, VIP, VIP allora. quello ho visto io. Sì. Perché? Andavamo in giro, Perché? Che cosa? Sulla piscina, che dicevate, che raccontavate in questo? Facevamo un po' di casino, un po' così, ci divertivamo, siamo andati a Ischia, l'ho portato alla costiera Amalfitani, a Positano, ha comprato un sacco di scarpe lei. E Per che lei, cosa per ne la mamma. pensa? Siamo andati Che cosa a ne cena. pensa lei della tua casa? Della tua famiglia innanzitutto? Della mia famiglia, perché a casa lei è abituata nelle grandi ville, grandi appartamenti, però della mia famiglia... Noi guardiamo sempre il monitor. Ma lei è una persona umile. Guarda. Taiwan, Alessandro. Ah, ecco, questa è la cosa di beneficenza. Sei un secco d'acqua. Per la sla ci vuole un mare di soldi. Sentite in regia, la potete rimandare perché noi stavamo parlando, è possibile rimandarla? Ok. Ma che combinato, mamma mia. A mia volta nonno, Carlo Buccirusso, Taiwan, Alessandro Davatri e Mel Gibson. Questo è un secco d'acqua. Ma per la sla ci vuole un mare di soldi. Ecco, quando mi è arrivata quella doccia gelata. No, ma chi te l'ha lì si buttato faceva la quel... beneficenza. Naike, Ah, lei! io gli volevo dire una sola cosa. Ma va a fanculo, tu è sorda. Che guarda che la doccia è gelata proprio.
Vabbè, però buttata da Nike e Rivella si può pure fare, no? Insomma, È vero, è vero. Senti, la mia è una metafora, assolutamente. Figurati. Perché lo chiedo a tutti gli ospiti importanti. Tu da grande, che cosa vuoi fare? Da grande vorrei avere la possibilità di continuare a fare questo lavoro. E poi metto pausa, oppure puntini puntini, speriamo. Va bene. Mi dai un 5? Perché tu mi porti bene. Quello che mi fa Mi piacere. porti proprio bene, sai perché? Perché quando fai una cosa la fai con il cuore, Bravo, quello sì. sei sincero. Io sono stata a casa tua e spero di ritornarci al più presto. Quando vuoi, lo Mi sai. devi invitare, ma invitami figurati. e fallo mo in diretta. Mia cognata, quindi... Maria, tra qualche settimana prepara che teniamo un ospite importante. Cinzia Oscar, come facevo Mario Merlo. Hai capito? Che grande personaggio, Mamma mia. E un altro grande Pino Mauro. Grande, un altro grande maestro. Grande maestro, grande cantante, grande attore, grande interprete. Come siamo quello è stato un altro grande, non ha avuto tanta fortuna come meritava. Sai perché? Perché Ci vuole lui ha anche fatto- fortuna, lui lo ha fa- sai. lui ha fatto delle scelte perché doveva, secondo me. Questo sicuramente sai più tu che io. E io l'ho sempre ritenuto un grande artista. Sì, ed è Poi un grande. nella vita ci vuole anche fortuna, Sì. soprattutto fortuna. Fortuna e bisogna avere anche un carattere diverso. Anche, certo. Anche quello può penalizzare una carriera di un artista. Anche perché lui è diretto. Sì, Lui sì, quando sente di dire una cosa la dice. Sì. Perché è giusto così a volte, sai Davide? Ma è così, è giusto così. Però sai, noi siamo persone sincere, la diciamo. Bravo. Però gli altri invece si nascondono, giocano con le altre persone. Allora, dalla regia se mi fanno sapere qualcosa, perché se tu hai notato, io ho un auricolare dove dalla regia mi dicono che cosa fare. Certo. Ah, benissimo. Allora, guardiamo sempre il monitor. Vediamo. Si stata brava a t'arrumbo mestiere, perciò si addimandava. Grande Pino Mauro. Bel Che pezzo. grande personaggio, Grande. Che grande personaggio. Io a Questo è il quest'uomo gli pezzo che voglio hai proprio fatto- un mondo di Hai bene. fatto il pezzo con lui quello? Il video, sì. Eh. Il pezzo Lourdes Marie Grande. Sì. Beh, ma lui è un grande, quindi. È un grande, è un grande. Adesso andiamo con un video dove tu hai avuto quel livello di sopportazione. Da 1 a 10, mo in diretta mi devi dire quanto. Hai sopportato quest'artista? Tu hai fatto Io, video. artista? La conosco. Hai fatto un video, lo mandiamo in onda e commentiamo noi da quest'altro lato. Vediamo un po'. No, guarda, veramente ci siamo divertiti. Vedi. Nello Pennini, bravissimo. Nello Pennino, sì. Grande. Tu sei Rociano. Lucia, la mia amica. Bravo anche lui, coreografo, Sì. ballerino. Molto bravo. Sta collana e scende così. Ci hanno fatto roce stamattina. Così, hanno fatto male, così? No, ma ci ha fatto niente. Wow, sì, come sta bella, mamma mia. Guarda qua, non mi fa la clementina. Allora, noi abbiamo i microfoni aperti per poter commentare. Commenta, vai Davide. Oh no, ma non hai visto l'etichetta? È asciutto solo, Sei bello, vitamina. Lui è un bravissimo coreografo, ci ha anche tatuato Michael Jackson. Sì, Salvatore si chiamava, Salvatore. Mi sembra di sì. Salvatore. Caputo mi sembra, o no? Non mi ricordo. Non voglio fare brutti figure. Un cagna, cagna
vogliamo ricordare gli autori, Enzo Caradonna e Alberto Costa. Ciao Enzuccio. E il video di Nello Pennino. È il video grande Nello. Un bacione per Enzo Caradonna. Ciao Enzo, Bacione, ti voglio Enzuccio. bene. Evviva il rap, evviva il pop, a due parole non so mai troppo. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Cino, sound, buffo, burdella, non so fornuto, si dia bella. Non siamo nuovo, non siamo traccia, o di mano sono un fulmincio. Se possiamo inquadrare il viso di Davide, perché Davide è unico nelle sue espressioni mentre guarda questo video. Primo piano a Davide. Ha già cantato 1000 canzoni, dinda voce mi suo cuore. Non mi appartiene sto cambiamento, grandi storie con sentimenti. Ma tu che dici, tu che ti sbatto come una cagna, che me ne importa? Io ti combatto ma non mi arrendo. Tu veramente stai facendo? A me che me ne importa, a me che me ne fotte, a me che me ne importa, a me che me ne fotte, a me che me ne importa, a me che me ne fotte, a me che me ne importa, a me che me ne fotte. A tu pastino grano, grano cresce, riesce o non riesce, sempre grano cresce. Stella Mana è una grande artista, facciamo pace, non faccio azzista. Cantando insieme questa canzone, la vecchia nuova generazione. Mi chiama vecchio ma non stai buono, i soldi giovani Rindia fuori. e canto con mano vuota. O tempo a me non mi ha cambiato. A me che me ne importa, a me che me ne fotte, a me che me ne importa, a me che me ne fotte, a me che me ne importa, a me che me ne fotte, a me che me ne importa, a me che me ne fotte. Senti, ti sei divertito pure qua? Tantissimo. Nel rivederlo. Io mi ricordo ci siamo divertiti tanto quel Tantissimo. giorno. Che mese era? Era d'estate? Sì. Luglio credo, giugno. Tra luglio e giugno secondo me. A giugno, a giugno. giugno. Sì. Senti, Molto carino il pezzo. Video bello. sì, molto bello. Pure là c'era una storia. In cui Brava. E perciò io devo dire I grazie ragazzi. a Enzo Caradonna e Enzo Alberto Caradonna, Costa. Nello Pennino, il maestro Costa. Tutti i ragazzi sono un gruppo, sono ballerini professionisti, Sì, quei ragazzi sì. sono bravissimi. Senti, ci sarà la telecamera solo per te, dove ti riprenderanno in primo piano. Hai un minuto per dire a qualcuno quello che pensi o quello che senti. Vai, stai là, stai parlando che tu e dire? Is o tu e lei, quello che vuoi. Non so che dire, diciamo. Hai qualcosa da dire a qualcuno? Non lo so. Penso di sì. Se lo sai, dimmi. Te lo suggerisco. Dall'altra Niente cosa parte. emozionante, No Bucurille sì. No, quello no. Dall'altra parte Sì. c'è tutta la tua famiglia. Ah. Guarda come se fosse un film Mm. e fai scorrere le immagini davanti ai tuoi occhi. I tuoi nipoti, Sempre magari ma si mettono a piangere, io tua piango. cognata, tuo fratello, il tuo papà e la tua mamma. Va bene un po' difficile perché ultimamente Bollillo. è Vicciariella. Che cosa gli vuoi dire a loro? Ma loro lo sanno, gli voglio Devi bene. dire grazie di qualcosa? Grazie a mia a ognuno mamma. di loro?
Grazie a tua mamma perché? Grazie Di cosa? a mia mamma. E quindi la mamma è quella che, cioè, quella che ti dà la forza, quella che tutto quello che vuoi dice sempre sì. È bello, è bello. Il papà, sai, il papà è più facile, il papà magari ti spezza i passi, dici ma che fa? Ma non ti preoccupare, sti dei soldi, ne spendi. E capi invece la mamma, tu che puoi fare? Vuoi fare vicino per esempio, fallo. Che vuoi fare? Dovevo andare a Milano, vai. Che Tua mamma. L'orologio. Babbo invece è chi che spezza i passi. Papà spezza i passi perché è più, sai, più Conservatore. riflessiva, mamma invece è più istintiva. Mio fratello invece, vabbè, mio fratello è Corrado. alla mia spalla, sì. Mio fratello è quello che io ci investiamo di più. Bello. Sul lavoro, sulla professione, consigli proprio sulla con lui. professione anche sulla vita. Però le decisioni, in primis, a parte poi c'è mia cognata che insomma... No, aspetta, è una non persona correre. fondamentale. Siamo rimasti a Corrado. Corrado tu ti consigli molto con E lui. che Corrado perché io e mio fratello, l'unico fratello, abbiamo anche altri sogni insieme di lavoro. La vita va bene come va, quindi siamo stati già fortunati. Però sul lavoro abbiamo dei progetti insieme, anche se lui fa un altro lavoro. Sai, lui ha scritto una favola per bambini, un film. Che bello. Però ci vogliono un sacco di soldi per fare. Quindi dobbiamo un po' aspettare. Lei tra su papà Quindi e ognuno hai c'ha un fermato. ruolo. Papà è quello più... ti preoccupa così. Mia mamma è... Senti, quello che dice un tutti i tuo tuoi desideri. difetto. No, un difetto lo di tengo Corrado, davanti. un difetto di Corrado. È un po' troppo ottimista. Sì, Sì, mio fratello è ottimista. bello. Io sono realista. Sì. Non vedo mai quello... Cioè, sono sempre per piedi per terra. E Maria, Forse Maria. perché sono alto 1,15 m, allora sto ci va a contatto con la terra, quindi sono più realista. Cioè, mi vedi, ho fatto un film, però non è che... Questo fa parte della mia persona, non è che ma... Maria. Fantastico, no, sempre così. Maria è la lavoratrice della casa, che fa di chi ci va. L'angelo custode di tutti. No, è quello che prende iniziative nella casa. Poi le decisioni le prendiamo insieme. Io e mio fratello. Papà sta sempre parcheggiato là. Io, mia mamma. E il mio nipote, vabbè, il mio nipote sono il futuro. I tuoi nipoti. Sì. Senti, se dovresti rimproverare a uno di loro, scegliene uno. Proprio che ci fa una cazziata esagerata. Falla stasera in diretta, tanto stanno a casa. io ci faccio Stai da bene. lontani, capisci? Può fare. No, molte persone si credono, chi mi conosce bene, sono pure terribile la casa, insomma, non è che sono uno tanto Lo facile. so. No, un rimprovero. Un rimprovero. Ma io un rimprovero che faccio a mio padre che quando ho avuto la possibilità, però non capisce tanto, capi? Quando ho avuto la possibilità di fargli dei bei regali, che uno può fare regali, non so, dico una cosa, un cappotto che costava un sacco di soldi, no, quando mai? No, non vi cappotti di 1.000 euro, 2.000 euro, no. Cappottini di 200 euro. Diciamo che è il più saggio in questa famiglia, Sì, ti trovo? ma si vive una sola volta, voglio dire. Quindi lui non ha mai, ecco questo, il fatto di non chiedere mai niente, a parte sigarette, e che lei insomma... I sigarette mia mamma, ci stanno però. Sì, mia mamma invece qualche regalo gli fa piacere. Allora, Se vuoi saperlo dire, con mia mamma, no? Sì, per esempio, gli fai un regalo, no? Sì, a tua mamma. È come se ci siamo scegliuti, no? Sì. Perché come sento a casa Cinzia, Grazie. per esempio a mia mamma, se gli regalo dei soldi non si picchia.
Però poi c'ha accanto 5 gratta e vince, tu contento, grazie. Regalo gradito, no, che la rovina il picciarello, si gratta e vince. Non peccattate. Capito? C'è un 5 gratta e vince, tu contento, no? Si trova con una famiglia scombinata. No, la picciarella, capito? Dice tante che ne so che è questo. Tu sai che gli Si voglio piglia, molto però, bene a non mamma piglia tua. mai. Gli voglio molto di bene. Sì, mia mamma. A tua mamma, a tuo padre Sì, e pure sì, a sì, Maria. sì. Ma pure a Mia Corrado. mamma un po' per la famiglia, è un po' un'istituzione per le nipoti, per i cugini, e perché mo è più vecchierello, quindi Ma anche per tutti- l'educazione che avete Sì, ricevuto. quello sì, vabbè, quella è alla base di tutto, quello che può capitare o non può capitare, una vita felice o meno infelice. La prima cosa, i soldi sono importanti, però la famiglia è come Io devo farti la due famiglia è domande. importante, e come dice un altro importante del cinema, la famiglia. Sai che lo dice? La famiglia è importante. La famiglia è importante. È vero. Quando c'hai quella puoi risolvere tutti i problemi. Davide, ti devo fare due domande. Sì. Diciamo come una brutta e un'altra bella. Quale vuoi sapere, la brutta o la bella? Prima brutto, perché brutto. troppo poi me la c'hai con 12 mucche, quindi... Ok, un difetto di Davide Marotta. Qual è? Ne tengo parecchi. Cominciamo. Uno più grossicella, va? Testardo. Mamrucaro. Scorpione. Certo. Quindi lo scorpione è testardo. È troppo sincero con gli amici. Poi ci rimane male perché viene fregato dall'amicizia. Quindi non so se questo è un difetto o è un pregio. Però il mio difetto più grande è la testardaggine. Sei testardo. Sono testardo, sì. La bella notizia. Prima bella. Quali sono i pregi di Davide Marotta? Io credo di avere il pregio di essere, per gli amici, per me l'amicizia per me è sacra. Se mi conosco delle persone che mi hanno dato tanto, io devo dare per forza devo dare tanto. Se mi Pieraccione, per dirne uno, Leonardo mi ha dato tanto, io gli voglio bene, guai chi parla malamente di Leonardo. Parlo del lavoro, sono generoso in tutti i sensi, anche economici, perciò non tengo più soldi come prima. Poi gli amici miei rimangono sempre quelli, vi faccio 5-6 nomi: Ciccio, Paolo, Edoardo, Enzo Lieto, Roberto, Agostino, Peppe, Edoardo Laggeritti. Sì. Questi sono gli amici miei. Gli amici miei sono amici miei da 30 anni, qualcuno da 15, da 10. E poi degli artisti, Cinzia, Oscar, il maestro Costa, Grazie. Gino, Salda Vinci, un po' tutti. E beh, poi Naia, famiglia Muti, Leonardo. Che cosa è stato per te questa serata? È una serata a casa di un'amica mia, in un salotto molto carino, in una televisione fatta a gestione familiare, con brava gente, perché bisogna vedere anche l'artigianato, certo non si può fare miracoli, però quando c'è sto coro basta anche questo. È vero. Quello Sai è che bello. io in tua presenza voglio dire grazie No, a questa tradire. grande famiglia di Ciao TV. Don Quello Vittorio, sì, la quello signora Anna, Massimo, Lian. Massimo, i cameraman, tutti I quanti. titolari. Sì. Gli voglio dire... Fanno i sacrifici queste persone Sì. per portare avanti una TV. E non è facile oggi. Eh no, poi prima di tutto c'è lo Stato che già è socio. Lo Stato è socio di tutti, no? Mi faticamo e poi e poi mi pagano un sacco di tasse. E vabbè. Io ti devo dare l'Oscar. Prima che vai via devo darti quest'Oscar. L'Oscar, come ho detto all'inizio della trasmissione, viene dato per una ragione o per un'altra. A te ci stanno tante ragioni per dartelo.
ma io ti do l'Oscar. Ah, vabbè, dovrei darti l'Oscar alla tua carriera perché ti hai un curriculum che non finisce mai. Grazie. Hai fatto tante cose importanti e farai tante cose importanti. Speriamo. Dovrei darti l'Oscar alla simpatia perché sei un simpaticona. Grazie. Dovrei darti l'Oscar perché per la bontà che hai. L'Oscar lo do a te per la sincerità e perché sei uno di quelli che hanno ancora quei valori che si sono persi, perché credi nella famiglia. Questo è il tuo Oscar. Grazie. Non fa morire, sto parlando serio. Notte degli Oscar. La notte degli Oscar per Davide Marotta. Grazie. È stata una grande serata, una grande serata. Grazie a Ciao grandi TV, a ospite. Cinzia Oscar, Maestro Costa, regista, tutti. Davide Marotta, adesso tu Grazie. ripercorri il tappeto rosso. Piano piano, prenditi tutto il tempo. Ti voglio bene, Davide. Grazie. Grazie assai. Ti voglio bene, Davide, tu. A questo punto ringrazio il pubblico che sono stati lì a guardare questa trasmissione. Grazie per i vostri messaggi, grazie per la vostra compagnia. Mi sono emozionata, sì, perché non è facile avere un ospite di questo grande spessore come Davide Marotta, e questo significa che ha avuto una grande stima per me e per il maestro Costa, perché non è stato facile avere Davide Marotta stasera qui. Io di questo ne sono proprio felice. Andiamo con la canzone, io vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo. Grazie, con un altro ospite. Ciao. Coppa sta fotografia, tengo 2 trezzelle nere. Com'era bella vita mia in su e una creatura. Ma dormiva che bambolella e mi scendeva da voce, mamma mia. Poi sono cresciuta, mi sono innamorata e tutto cosa oggi è sbagliata. A storia mia pare una sceneggiata, io cor mio una storia diventata. Ma è colpa mia, si tenga solo a me e non so mai che voglia avere. Maledizione, la prima volta che ci ha fatto amore. Delusione, a danna ci campata l'illusione. Maledizione, tu l'hai mai trovato bene.
non sbagliato o compagnia, ma tengo solo a me e non so mai che voglio avere. Maledizione, la prima volta che ci ha fatto amore, che delusione, a danna ci ha campato l'illusione. Maledizione, tu l'hai mai trovato per amore, come appartiene, chi rindolietta ci ha voluto bene, per l'amore che ci ha messo in canzone, per questa vita che non lascia mai cadere, e ogni sera mi guardi in lo specchio, mi trovo soli. Coppa sta fotografia, tengo 2 trezzelle nere. Com'era bella la vita mia, rindi su una creatura. Quando dormiva che bambonella e mi scendava la voce, mamma mia. Mi sono cresciuto, mi sono innamorato e tutto cosa ha già sbagliato.